Carissimi telespettatori di Televideo Agrigento, ancora un cordiale saluto e ben ritrovati con il nostro studio virtuale, come ormai siamo abituati in emergenza Covid-19. Il nostro studio, quello diciamo naturale, a Televideo Agrigento per il momento sta lì da solo e noi, grazie a questa tecnologia, riusciamo ugualmente ad avere il nostro studio virtuale e a trasmettere target. Lo facciamo da oltre 10 anni e chi avrebbe mai detto che dovevamo abituarci a questa nuova forma di trasmissione. Televideo Agrigento sul digitale terrestre del LCN 92 in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale e naturalmente con il segnale che viene ripetuto e amplificato in streaming dal sito www.televideoagrigento.tv e poi le puntate di Target e anche quelle naturalmente delle altre cose che trasmette la nostra emittente, telegiornali, intrattenimento, insomma tutto quello che è il nostro palinsesto vengono poi naturalmente amplificate su quelle che sono i nostri social da Facebook, da YouTube e tutto. Anche oggi parleremo con un filo conduttore che è quello del Covid-19 e di questa pandemia che ci sta facendo vedere degli aspetti che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Parleremo di alcune cose interessanti e spero e credo che anche in questo momento possa essere tutto pronto per intrattenervi un'ora circa in punta di piedi. Se lo volete, entriamo nelle vostre case. Basta un clic per annullarci, ma credo che non lo farete sicuramente. Passo a presentarvi allora gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo con Pietro Maugeri, lui è del Banco Alimentare Sicilia Onlus e con lui parleremo di questa azione di volontariato sicuramente più presente in questo momento. E poi c'è Angela Zicari, lei è la presidente dell'associazione Amici Onlus e con lei parleremo delle problematiche dell'assistenza con le famiglie dove sono presenti delle disabilità e appunto il mancato contatto sicuramente crea dei problemi. Parleremo anche di scuola. Con noi c'è il segretario generale della FLC CGL, Gaetano Bonvissuto. E poi parleremo anche del 25 aprile, la festa della liberazione. Con noi c'è Pasquale Cucchiara, lui è uno storico, nonché componente dell'Arci. Spero che ci raggiungerà al più presto anche il prossimo ospite, è un componente importante dell'ANBE, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e quando insomma, l'avremo in collegamento ve lo annuncerò. Dicevo allora è un momento particolare per tutti. La solidarietà in questo momento sta centuplicando le proprie forze. È così, Pietro Maugeri? Sì, buonasera, grazie dell'invito, davvero. Sì, la solidarietà si sta veramente impegnando al massimo. Dall'inizio della pandemia abbiamo un incremento delle richieste d'aiuto pari almeno al 40%. Racconto un po' di noi del Banco Alimentare. Noi da 30 anni in Italia e in Sicilia da 20, terra della quale io sono il presidente del Banco Alimentare Sicilia, recuperiamo cibo ancora commestibile e lo doniamo alle realtà caritative associate, Caritas Parrocchiale, Comunità di Sant'Egidio e altre enti religiosi e non, e lo distribuiamo attraverso questi enti ai poveri. Tanto per dare due dati che fanno capire le dimensioni, nel 2019 attraverso oltre 700 strutture caritative in Sicilia abbiamo aiutato qualcosa come 220.000 siciliani a mangiare ogni giorno. Di questi, quindi, se facciamo la proporzione, c'è un aumento dalla crisi del Covid di oltre il 40%. In questo momento, ogni giorno, con grandi sforzi di volontariato, di risorse, eccetera, stiamo aiutando più di 300.000 siciliani
nell'aiuto alimentare. E quindi, come vi dicevo, insomma, sicuramente un grande sforzo. Parleremo con te di quelle che sono le vostre azioni, di come agite, come avviene proprio materialmente la distribuzione, se c'è naturalmente la collaborazione anche con strutture, altre strutture di volontariato o strutture pubbliche. Con Angela Zicher abbiamo parlato diverse volte delle difficoltà di questo delicato settore di quella che è l'assistenza delle famiglie con la presenza di persone di diverse abilità, soprattutto quando poi viene a mancare il contatto umano, la cosa diventa ancora più tragica, Angela. Sì, buonasera. Sì, abbastanza drammatico in questo momento, perché la cosa che viene a mancare inizialmente per i nostri ragazzi è avere, si è perso la quotidianità, l'equilibrio che si era già instaurato con delle attività strutturate per i nostri ragazzi. Ragazzi che tutto ad un tratto si sono ritrovati chiusi in casa e senza poter più incontrare i propri amichetti o comunque avere la possibilità di andare a scuola o di poter svolgere le attività sportive, ricreative e riabilitative che poi Stiamo parlando sono indispensabili per i nostri ragazzi. Autistici, mi sembra, vero Angela? No, di diversa disabilità e pertanto sì, è di diversa anche età, perciò ci confrontiamo con diverse realtà che sono anche non solamente di carattere scolastico, ma quelle che affrontiamo noi sono anche e soprattutto di carattere sociale. Sono diverse esigenze e questo affrontare diverse esigenze ci fa comprendere che appunto le persone con disabilità hanno esigenze tutte uniche, diverse, singolari tra di loro ed è per questa ragione che bisogna prestare maggiore attenzione per le singole situazioni che non possono essere generalizzate. Ognuno di loro sta vivendo momenti drammatici. Sì, dico, parleremo di questo e anche naturalmente di quelle che sono le attenzioni maggiori che voi dovete prestare o comunque sì, come famiglia. Ecco, come vi state organizzando anche in questo settore. Di scuola abbiamo parlato in diverse occasioni, abbiamo parlato con i dirigenti scolastici, con professori, con insegnanti, anche con alunni. Adesso parliamo anche con il sindacato. Le difficoltà e la particolare situazione sicuramente prende un po' tutti. Gaetano Bonvissuto. Io mi riallaccio proprio al discorso che faceva adesso la nostra esperta, giustamente, l'isolamento dei nostri ragazzi da parte della società. Ma non si è tenuto conto fin dall'inizio del disagio che hanno avuto i docenti, il personale della scuola, perché la mancanza del rapporto umano con gli alunni, questo implica parecchi problemi. La didattica a distanza non può e non può sostituire assolutamente il rapporto che c'è nell'aula. E non è solo un rapporto tra i ragazzi, che giustamente faceva osservare la dottoressa è fondamentale nella crescita dell'individuo, ma anche per vedere i docenti. Il rapporto umano che si instaura con i docenti è fondamentale. E fondamentale diventa anche ciò che la scuola riesce a dare in questo momento così critico di una vicenda mai vista, che nessuno si sarebbe mai aspettato, quello dell'isolamento totale. Si cerca con la didattica a distanza e con il volontariato degli insegnanti di stare il più tempo possibile vicino agli alunni, ma questa non è didattica, non dovremmo fare confusione. Stiamo cercando naturalmente il discorso di poter per fortuna sopperire con un'aula virtuale, con uno studio virtuale come stiamo facendo noi, comunque non impedisce di continuare a svolgere le lezioni. Forse magari mancherà il contatto umano, però insomma la didattica dal punto di vista tecnico scolastico può andare avanti. Ma io mi riallaccio a quello che diceva la dottoressa. Quanti alunni stiamo perdendo? Quanti alunni stiamo lasciando indietro? Siamo sicuri che tutte le famiglie hanno questi mezzi di supporto didattici a casa? Siamo sicuri che i ragazzi più bisognosi abbiano la possibilità di accesso a queste reti? Siamo sicuri che abbiamo le reti così veloci da permettere di fare questo tipo di didattica?
Noi siamo un paese abbandonato a noi stessi e il volontariato dell'insegnante bisogna tenerne conto di quello che stanno facendo. Bene, continueremo questo incontro, Gaetano, perché questo diciamo, è stato un primo assaggio, ecco, per conoscere i nostri ospiti. Pregherei ai miei ospiti di staccare il contatto audio per evitare il ritorno e di attivarlo poi quando sarà il loro turno di ingresso e comunque di comunicazione. Adesso conosciamo anche Pasquale Cucchiara. Beh, conosciamo, si fa per dire, Pasquale lo abbiamo anche avuto ospite e incontrato in altre occasioni. Lui è uno storico e anche un componente dell'Arci, e con lui volevo anche introdurre il prossimo appuntamento importante per l'Italia, che purtroppo sarà in sordina, ma sicuramente non dimenticato, ovvero quello del 25 aprile, anniversario della liberazione. Pasquale. Buonasera a tutti. Per noi come Arci, ma anche come ANPI, lavoriamo da anni per cercare di valorizzare e attualizzare il 25 aprile e il suo carico di valori. A me piace sempre sottolineare, quando si parla di resistenza, che non è un fenomeno isolato, non è una goccia nella storia che va scissa da un percorso che è assolutamente fondamentale conoscere e saper leggere e interpretare anche criticamente, perché la resistenza nasce appunto dall'antifascismo. Calamandrei, in un suo famoso discorso, disse che la resistenza è come un fiore che nasce a primavera, ma dopo un lungo inverno che durò 20 anni, che appunto è stato quello della dittatura fascista, e poi successivamente la resistenza si va a legare con la questione della nascita della Repubblica, che appunto l'ha di fatto preparata. Una resistenza che, contrariamente, l'abbiamo anche ripetuto in altre occasioni, contrariamente quando si potesse pensare, ha coinvolto anche direttamente questa parte estrema sud della nostra Italia, perché uomini e donne di Sicilia e anche di Agrigento ne hanno fatto parte. Approfondiremo anche questo aspetto con Pasquale. Ci duole veramente poter constatare purtroppo che non possiamo, ecco, fare la manifestazione come magari tutti vorremmo, per onorare questi caduti che hanno dato anche la vita per avere un'Italia democratica. Il Covid-19 ci impone anche questo. Ma ritorniamo al banco alimentare, alla solidarietà. Dottore Maugeri, come si alimenta questo banco? Ecco, chi sono quelli che vengono a depositare, tra virgolette, la loro solidarietà affinché voi poi la potete distribuire? Ma noi recuperiamo, come dicevo prima, eccedenze alimentari, cioè prodotti che hanno ancora assolutamente un valore dal punto di vista nutrizionale, ma che non hanno più un valore commerciale, non possono essere più venduti, eccetera. Un esempio banale: un pacco di pasta di una marca famosa in cui è stata sbagliata l'etichettatura, magari doveva essere orizzontale, è stata fatta in verticale, di prodotto assolutamente commestibile ma non più vendibile, noi lo andiamo a recuperare. E recuperiamo di tutto, quindi evitiamo, il banco si basa su due grandi pilastri, un pilastro sicuramente ambientale: evitiamo che tanta roba vada a finire in discarica, roba assolutamente commestibile e buona. Tanto per dare un dato, l'anno scorso ai 220.000 siciliani abbiamo elargito qualcosa come 8.000 tonnellate di cibo assolutamente buono. Quindi diciamo che non è diciamo, la solita giornata di solidarietà, dove io vado al supermercato e invece di comprare 3 kg di pasta ne compro 4 e uno lo do per il banco alimentare. Ci sono proprio anche delle grandi distribuzioni che sono vostre partner, allora. Sì, il banco alimentare infatti è ogni giorno, non c'è soltanto l'ultimo sabato di novembre, anzi, per darvi un dato, la colletta che citava lei prima è circa il 5% del nostro raccolto, ed è un raccolto per noi molto importante perché qualitativo, perché recuperiamo alcuni prodotti che non riusciamo a recuperare durante l'anno: alimenti infanzia, omogenizzati, olio, eccetera.
ma il 95% della roba la recuperiamo tutto l'anno la gente ha bisogno di mangiare e quindi tutto l'anno il banco alimentare opera, non soltanto l'ultimo sabato di novembre. Per cui voi avete diciamo, delle liste, chiamiamo così, insomma, di persone che hanno necessità di avere il vostro contributo diretto, o c'è anche con voi la collaborazione, cito per esempio la Caritas su tutto, o le parrocchie con le quali insomma collaborare per far arrivare la vostra solidarietà? Noi siamo, giustissima domanda, siamo un ente cosiddetto di secondo livello, noi aiutiamo gli altri ad aiutare. Se non c'è il banco alimentare, molte organizzazioni di volontariato non hanno il cibo da distribuire, quindi noi aiutiamo. Mi permette un po' la blasfemia, siete dei grossisti, ecco. Posso usare questo termine? Grossisti della solidarietà, perché io sono un volontario, siamo una Onlus, quindi noi sostanzialmente recuperiamo e distribuiamo ad altri, cioè noi non abbiamo il diretto contatto col povero. Cioè, non c'è la signora Roberta che ha bisogno e gli portate il pacchettino. Roberta si rivolgerà alla parrocchia tal de tali, che a sua volta è convenzionata con noi. E tutto questo processo, questo ci tengo tanto, è trasparente e tracciato, perché oggi il banco è una realtà molto conosciuta e secondo me apprezzata, proprio perché ogni cosa che noi riceviamo è accompagnata da bolle di carico e di scarico. Quando consegniamo alle parrocchie, le consegniamo con altrettante bolle di carico e scarico, e anche quando questi danno alla signora Roberta che dicevamo prima, ci sono delle altre bolle di consegna. Questo perché? Perché il cibo è una cosa seria, va trattato in un certo modo, va tenuto anche in dei magazzini a norma in cui il cibo va tenuto in un certo modo, nel fresco va trattato in un certo modo, per cui bisogna garantire la cosiddetta catena del freddo. Noi ci classifichiamo, siamo da 30 anni che lo facciamo, ci classifichiamo, io ho sempre detto, per le 2 C, di competenza e di cuore. Competenza perché da 30 anni che gestiamo il cibo, lo recuperiamo e lo doniamo, e di cuore perché la nostra opera è una Onlus di volontariato puro. Siete molto conosciuti ed apprezzati. Poi magari più tardi, se mi può dare anche qualche numero insomma, del nostro territorio di Agrigento, per vedere insomma come rispondono anche le realtà del nostro territorio. E ritorniamo ad Angela Zicari, dicevamo amici Onlus, la difficoltà però è una prescrizione di legge, insomma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dice che dobbiamo starcene a casa e quindi voi non potete fare la vostra azione con i vostri assistiti. Che cosa state raccogliendo in questo momento, Angela? Sì, la nostra è un'associazione formata fondamentalmente da un insieme di genitori, i quali direttamente possiamo continuare il nostro operato, la nostra quotidiana assistenza a casa, ognuno con i propri figli. Il grande lavoro dell'associazione invece svolto negli anni, che continua oggi, tuttora, è quello di creare rete, di creare sostegno, di creare supporto, perché il supporto certe volte veramente spesso in questi giorni viene data con una semplice telefonata e un confronto diretto tra noi genitori. Ricordiamoci che oggi la famiglia è in prima linea ed è una famiglia che abbiamo lottato tanto, hai ricordato bene, negli incontri passati era quello che si proclamava, il diritto alla domiciliarità e il riconoscimento del ruolo familiare, argomenti che oggi sono essenziali e che comunque si ritrovano ad essere fondamentali in questo intervento. Un intervento che può essere applicato solo ed esclusivamente con l'intervento diretto della famiglia che opera all'interno del proprio domicilio. Ma la famiglia non può essere operata 24 ore su 24, Angela, magari il genitore deve andare a lavorare, ha bisogno di avere, tra virgolette, quella libertà che la scuola gli dava e che adesso invece non ha, e che l'eventuale tutor o come si chiama, insomma, l'assistente, ecco, del ragazzo, del giovane disabile che magari prima o andava a scuola o in centri di assistenza, adesso non c'è più e il tutor non può venire a casa tua. Sì, e infatti si ritrova la famiglia sovraccaricata, però io vorrei cogliere l'occasione per fare i complimenti a queste famiglie. Sono famiglie e sono genitori che si sono reinventati la quotidianità e lo hanno fatto in maniera eccellente. Viene a mancare sicuramente il supporto quotidiano
dall'input esterno, che può essere appunto la scuola, come qualcuno che realmente possa venire a casa tua ad aiutarti. Una delle cose emergenziali che mi viene segnalata è proprio questo, la difficoltà di far entrare qualcuno a casa che non sia un familiare stretto, per essere proprio praticamente aiutati nella quotidianità. Perciò sì, c'è questo familiare che oggi, con un atto d'amore grandissimo, che è quello che contraddistingue la famiglia da tutto il resto dei servizi che girano attorno alla persona disabile. E non ci può essere amore più grande, assolutamente. E non ci può essere, e si sta molto, sì, con fatica, però con una grande eccellenza di intervento. In questo momento vorrei precisare che a noi genitori quello che sta più a cuore è tutelare e garantire la salute dei nostri figli, perché oggi non è una scelta, ma è un'imposizione data dalle condizioni che stiamo affrontando, e perciò in questo momento la famiglia sta semplicemente affrontando una situazione emergenziale e lo sta facendo a testa alta, con grande fatica sicuramente, però la sto facendo. Poi magari mi dirai, Angela, se c'è bisogno, o comunque se voi avete sollecitato degli interventi particolari da parte di Stato e Regione, non lo so, per esempio le partite IVA avranno qualche cosa, e se le famiglie hanno necessità di avere un aiuto in più, perché adesso devo ringraziare... Ne parliamo fra un po', scusa, e devo ringraziare e dare un minuto massimo a un altro nostro gradito ospite, che è Unicurs, è il nostro amico che ci aiuta. Vai con l'insert pubblicitario di Unicurs. Ecco ancora, grazie. Allora, Pasquale, purtroppo il nostro ospite, diciamo così, d'onore, non siamo riusciti a recuperarlo, vabbè, sarà magari per un'altra occasione. Ritorniamo al discorso della resistenza, dei valori, di quelle che sono state queste lotte e che... sicuramente, come dicevo prima, non hanno tenuto la Sicilia a livello marginale, perché uomini e donne hanno combattuto la resistenza, e tu insomma ne hai anche fatto una degna ricerca per dare anche gli onori a chi ha combattuto questo momento importante della storia d'Italia. Allora, Peppe, il punto di svolta è stato 5 anni fa. Nel corso per i festeggiamenti del 70° anniversario per la Resistenza, l'ANPI tenne un congresso nazionale a Napoli. Il congresso si fece lì per un duplice motivo. In primis, per valorizzare l'importanza della città di Napoli nella Resistenza, che da sola praticamente si liberò dalle grinfie del nazifascismo. Ma parallelamente l'ANPI in quell'occasione disse chiaramente che bisogna d'ora in poi valorizzare il contributo dei meridionali nella resistenza. Ora, bisogna ovviamente fare chiarezza sull'oggetto di indagine, perché in Sicilia non si può parlare di resistenza, ma si può parlare, e a ragione, di Sicilia nella resistenza, perché si stima siano stati 5.000 i siciliani che contribuirono in questo importantissimo processo di liberazione nazionale. Fra questi 5.000 siciliani stimiamo ben 26 partigiani favaresi. Io, quando pubblicai 5 anni fa il libro Altri uomini, storia di antifascisti e partigiani favaresi, riuscii a trovare solo 20 di queste 26 biografie, perché poi piano piano la ricerca si è sempre implementata, si è arricchita di nuovi dettagli, sia sui partigiani sia sui confinati politici, sull'antifascismo. Quindi bisognerà fra qualche anno magari fare una nuova edizione, anche perché i nuovi partigiani scopati qua e là in tutta Italia hanno veramente una rilevanza nazionale. 2 esempi su tutti. Uno è Michele in Bergamo, era un tenente colonnello dell'esercito italiano, soldato sbandato dopo l'8 settembre
del 1943, contribuì a fondare la Sesta Armata Fiamme Verdi, che erano le brigate partigiane in odore di Democrazia Cristiana, e infatti lui è stato direttamente inserito nella Resistenza grazie appunto ad un prete. Questo è una scoperta molto importante, perché ci fa capire che la Resistenza non è un fenomeno soltanto comunista o socialista, ma la Resistenza è un valore che unisce tutto l'arco costituzionale. Il problema è che in Italia manca una destra antifascista e quindi ci dobbiamo subire tutti i giornalai di destra che sbraitano ogni 25 aprile l'ultima battuta della Russa, che non voglio assolutamente commentare per non dare adito a perplessità e per pubblicizzare un'idiozia. Assolutamente, noi siamo qui per parlare dei valori del 25 aprile. Ma manca in Italia una destra che sia veramente cosciente e che sappia prendere atto che anche la destra, una certa destra, è stata antifascista. Pasquale, ti mancherà il giorno 25 aprile non poter depositare un mazzo di fiori, di rose nella stele che ricorda i partigiani e gli antifascisti a Favara? Peppe, per me il 25 aprile è la festa più bella dell'anno, quindi mi mancherà tantissimo, perché ogni 25 aprile è una festa, vedere tutti quei favaresi che appunto cantano Bella Ciao dietro quella stele dedicata appunto ai partigiani e antifascisti locali. Infatti, grazie a questa rivalutazione storica, finalmente anche a Favara, come un po' in tutta la provincia di Agrigento, si sta iniziando piano piano ad valorizzare appunto questi importantissimi valori, che dobbiamo cercare sempre di farli diventare più unitari. Oggi non saremo in piazza, ma... Certo, non saremo in spiazza perché lo impongono le ristrettezze dei vari DPCM dell'emergenza coronavirus. Dicevo, sicuramente è ancora per molto il 25 di aprile è una giornata rossa, rossa non dal punto di vista politico, ma rossa nel senso perché deve essere ricordato, dopo 75 anni c'è ancora e ci vuole ancora resistenza. Ritorniamo al mondo della scuola. Gaetano Bonvissuto, qual è il particolare momento che gli operatori scolastici stanno vivendo, insomma? Certo, sono a casa, fanno le lezioni a distanza, lo abbiamo detto, ma proprio dal punto di vista lavorativo, di quelle che magari erano le prospettive, non lo so, se c'erano dei concorsi in atto, se c'erano delle istanze, dei trasferimenti, insomma, il mondo lavorativo della scuola sta subendo sicuramente anche loro queste problematiche. Io credo che innanzitutto bisogna parlare per chi è già di ruolo nelle scuole, perché l'attività lavorativa del docente oggi con la didattica cosiddetta a distanza è raddoppiata. Stanno tutti i giorni davanti ai computer, pur stando a casa il lavoro è raddoppiato. C'è il vantaggio che ci sono più incontri con le famiglie, giustamente diventa più importante anche la socialità di queste attività, ma bisogna riconoscere il ruolo dell'insegnante innanzitutto, quello che per molto tempo si è dimenticato in Italia. Ne abbiamo subiti tutti i colori, fra insulti, gente scansafatica, di tutto c'è stato. Oggi finalmente le famiglie apprendono e valorizzano ciò che è la figura del docente. E questo è un fatto importante, che purtroppo in questa disgrazia molte famiglie stanno apprezzando. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, c'erano dei concorsi in atto, si dovevano svolgere nel mese di aprile, con le assunzioni già da settembre, e questo è un altro danno che subiranno. Parliamo di precari che purtroppo non avranno accesso al lavoro. Ora il Ministero dice si faranno ad agosto, si faranno a luglio, con quale modalità? Non si sa ancora nulla di questo. Noi sappiamo soltanto la realtà qual è. Abbiamo i nostri ragazzi che sono diplomandi che oggi rischiano di non sapere nemmeno come fare gli esami di Stato, e sono grossi problemi. Ma occorre investire veramente sul sistema di istruzione paese e capire una volta per tutte che è fondamentale per la crescita di un paese. Servono più insegnanti nelle scuole per aiutare i ragazzi più bisognosi, e non è solo una figura retorica l'insegnante, una figura qualsiasi, di un lavoro qualsiasi. Guardate che l'insegnante può distruggere 25 ragazzi ed è peggio di un medico. Il medico fa un intervento per volta, poi se sbaglia ne uccide uno,
ma un insegnante non preparato, non adatto al momento dell'istruzione e al suo ruolo professionale, oggi può fare molti più danni. E purtroppo noi siamo arrivati come paese Italia impreparati alla didattica a distanza. Mentre in molte scuole già si faceva per gli ospedali, per i ragazzi che non potevano uscire, in molti paesi europei si faceva questa attività, in Italia non si è investito. Si è disinvestito su due settori fondamentali, la sanità e la scuola. Sono tagliate risorse essenziali per un paese civile. A noi non siamo come la Grecia, vero è, ma ci hanno ridotto al lumicino. Quanti tagli di organici abbiamo? Quante classi sovraffollate abbiamo avuto? 30 alunni. Io non so a settembre come si ricomincerà l'attività didattica e se si ricomincerà. Ma come si fa a mantenere 30 alunni in una classe? Come si fa alle scuole superiori 36 alunni in un corso? Posso fare una battuta, Gaetano? Naturalmente, siccome ci deve essere il distanziamento sociale e in un'aula non possono stare 25 alunni, facciamo 2 aule e assumiamo un nuovo professore, no? Che dici? Ci vogliono il tempo pieno, diluendo gli alunni per le diverse classi. Questa è l'occasione proprio per investire sul futuro del nostro paese, ma sul futuro dei nostri ragazzi, perché sono il nostro futuro i ragazzi. Ma io sono convinto che noi come Italia sapremo sempre prendere l'aspetto positivo dalla negatività, come diceva prima lo storico Pasquale Cucchiara, cioè dal ventennio fascista noi siamo riusciti ad uscire fuori con la lotta di liberazione, da questo Covid-19 riusciremo, spero, di rilanciare quella che sarà l'economia e in questo caso anche la scuola italiana. Gaetano, pensiamo un po' positivo, dai. Permettimi una battuta, proprio qui dove c'è gente che fa volontariato per il sociale, che si impegna sul sociale. Anche noi siamo impegnati sul sociale, tutti siamo impegnati sul sociale. Il problema è raccogliere queste cose. Se c'è un qualcosa che funziona, bisogna migliorarla, non peggiorarla. Ma se si continua a togliere risorse, come si migliora? Occorrono, sono necessarie. Noi siamo un paese che accogliamo migranti e poi non sappiamo che cosa farne. Non sappiamo nemmeno saperli valorizzare per le loro competenze. Eppure nelle nostre scuole ci mancano gli alunni. Perdiamo alunni ogni anno, compreso quest'anno scolastico. Ho appena finito una videoconferenza con Nazionale dove si dice che in Sicilia perdiamo quasi 18.000 alunni. Siamo un paese che ci stiamo spopolando, eppure nelle scuole manteniamo quegli altissimi tassi di alunni per classe. E poi magari quelli che riescono, come si suol dire, poi ne escono e se ne vanno. Io pregherei un investimento su di loro per il futuro del nostro territorio, poi li vediamo scappare via, magari vanno fuori dall'Italia. Pregherei ancora una volta i miei gentili ospiti di chiudere il loro microfono perché sento un ritorno in cuffia quando non è il loro turno di parlare. Grazie. Ritorno a Piero Maugeri, al quale chiedevo poco fa se può farmi un po' insomma il quadro di quello che succede attraverso il banco alimentare nella nostra zona dell'Agrigentino. Sì, la situazione è questa. Allora, intanto diciamo che i magazzini di stoccaggio più grandi in Sicilia sono localizzati a Catania, uno a Belpasso e un altro a Cinisi in provincia di Palermo. Ne avevamo un altro fino a qualche anno fa a Caltanissetta che serviva bene le zone dell'Agrigentina e del Caltanissetta. Purtroppo le risorse nostre sono purtroppo in continua diminuzione. Perché sia le offerte sia il pubblico sostiene pochissimo la nostra azione, per cui abbiamo dovuto chiudere quel magazzino a Caltanissetta che tanto bene aveva mostrato, nonostante quindi e poi abbiamo dei magazzini di transito a Messina e a Siracusa. Nonostante questo, comunque riusciamo a servire anche la provincia di Agrigento, che ovviamente fa più fatica perché è più lontana, dai luoghi, di recupero del cibo, in questo caso Catania. Noi diamo da mangiare nella provincia di Agrigento, dati dell'anno scorso, a circa 6.000 persone, 1.500 abbondanti nella città di Agrigento. A queste persone l'anno scorso abbiamo distribuito qualcosa come 120 tonnellate di cibo. Per cui questi sono i dati. Attraverso questo cibo viene distribuito sempre attraverso enti caritativi che nel caso della provincia di Agrigento sono una trentina.
quindi parliamo di Caritas parrocchiale, enti religiosi e anche non. Onlus, Se tu dovessi fare un po', insomma, il curriculum o comunque il quadro del volontario tipo che è impegnato nel banco alimentare, chi è? Ma diciamo che soprattutto nelle parrocchie il volontario tipo è ultra settantenne, perché Ah, i vecchietti allora, sì. molti pensano che il volontariato sia appannaggio soltanto delle persone, diciamo, più in là con gli anni. Nelle parrocchie è così, moltissimi sono ultra settantenni. Devo dire che il Covid è stata un'occasione nella sua drammaticità, nel senso che molti volontari ultra 65 anni per ovvi motivi sanitari se ne sono dovuti stare a casa. E quindi l'alternativa era o non si viene a caricare dal banco alimentare e distribuire ai bisognosi oppure ci si attrezza. Allora noi per esempio come Banca Alimentare in Sicilia abbiamo lanciato una campagna che si chiama Chi vuole essere volontario, in cui abbiamo chiamato a raccolta tutti i giovani universitari, eccetera, quarantenni, cinquantenni, a poter dare una mano nei limiti, ovviamente mantenendo il distanziamento sociale, con i dispositivi di sicurezza offerti anche dal Banco Alimentare che ha fatto anche un acquisto a livello nazionale e per poter aiutare la povera gente. Ricordo il dato di prima, cioè con questa crisi abbiamo un 40% in più di richieste, significa che quei 6.000 assistiti ad Agrigento sono diventati 9.000 quasi come richieste. Per cui ci si è attrezzati in questo senso. Il banco è stato conosciuto anche da giovani, ora non dico che non ci sono giovani, però diciamo questa è stata un'occasione per far vedere la bellezza. Io dico sempre che un gesto di carità è un gesto sicuramente bello che aiuta tantissime persone, i numeri ve li ho detti, ma è un gesto innanzitutto che allarga il cuore, ci allarga lo sguardo e anziché preoccuparci sempre del nostro, io dico, ombelico, ci preoccupiamo un po' dell'altro, che fa bene a noi, fa bene ai nostri familiari, fa bene ai nostri amici, eccetera. Questi sono gesti che veramente allargano il cuore, per cui In più occasioni ho ospitato anche esponenti di altre associazioni di volontariato, di centri culturali, comunque che agiscono sul sociale e tutti veramente mi dicono, caro Pietro, che vero è che quando tu dai sicuramente fai del bene, però è anche tanto quello che ricevi, una gratificazione spirituale, il sorriso, insomma, veramente il ritorno in termine umano è veramente grande. sì, assolutamente confermato. È un'esperienza bella a cui invito io tutti, di qualunque settore, eccetera, a dare un po' del proprio tempo. Però dico anche questo, il Papa dice sempre che per fare il bene bisogna farlo bene. Noi oggi assistiamo a tantissime raccolte alimentari, eccetera, in tutti i supermercati, eccetera. Per carità, azioni assolutamente positive che vanno ovviamente salvaguardate, però bisogna farlo bene, nel senso che non bisogna creare dei luoghi di congestione di persone, sia di distribuzione che di trasporto del cibo, occasioni. In questa fase bisogna comunque affidarsi a persone, a enti che questo lo fanno da tanto tempo, il banco è tra questi. Per cui l'invito che io faccio è quello di metterci insieme tutte le persone dotate di buona volontà affinché si possa aiutare questa povera gente che, credetemi, aumenta di giorno in giorno in maniera incredibile, perché ci Li troviamo hanno chiamati i nuovi poveri, cioè persone che fino a un mese fa avevano un lavoro dignitoso, chi magari lavoricchiava in nero, tra virgolette, o che aveva una piccola bottega e che adesso si ritrova soltanto ad avere delle uscite che anche se sono state un po' posticipate dovranno pur sempre esserci e nessuna entrata. Non serve, dicevano alcuni, che io invece di pagare non lo so, il bollettino INPS il 20 di aprile lo vado a pagare il 20 maggio, intanto adesso devo andare al supermercato a fare la spesa. Sì, il dramma è questo. Finora i nostri poveri avevano determinati criteri di ISEE, di accompagnamento dei servizi sociali o di autocertificazione del legale rappresentante della parrocchia, quindi del parroco che attestava la povertà. Oggi ci troviamo di fronte a tutte queste nuove povertà, gente non contrattualizzata, gente che lavora a giornata. Questi dopo una settimana hanno finito le scorte di cibo, credetemi, ci stanno assaltando.
di richieste, perché hanno finito le scorte materialmente, non lavorano più, non portano più a casa quei 30-40 euro della giornata, non ce la fanno più. Il Banco Alimentare, di questo io sono onorato, sta dando una mano fondamentale in questo senso, nel senso che sta mettendo in campo tutto se stesso per andare a recuperare. Stiamo spendendo anche tanti soldi proprio con i nostri mezzi per andare a recuperare il cibo e donarlo alle organizzazioni di volontariato. E questo ve ne fa sicuramente onore. Ancora un minuto per Unicurs e poi continuiamo con gli altri ospiti. Non arriva, vabbè, lo prepariamo per più tardi, dopo l'intervento di Angela Zicari, al quale avevo annunciato la domanda che volevo fare, ovvero se è necessario che il governo dia degli aiuti anche economici alle famiglie dove c'è presente la disabilità in questo momento particolare. Sì, appunto, questo è un intervento essenziale. Oggi purtroppo le famiglie, le persone con disabilità piangono degli errori commessi in passato. Oggi la persona con disabilità è stato costretto a sospendere tutto e null'altro potrà scegliere che non la costrizione unica di avere l'esclusiva assistenza da parte del familiare, proprio perché non è titolare delle proprie risorse economiche. La titolarità delle risorse economiche vanno sempre al terzo settore, questo terzo settore che oggi è stato costretto a fermarsi. Invece la persona disabile non si è potuta fermare, lui continua a vivere, ha bisogno quotidianamente di assistenza. Questa assistenza è giusta che venga fornita da persone scelte dalla persona con disabilità. Questo parliamo. Io oggi mi sono voluta soffermare di più di quella parte che è indispensabile e essenziale, che è l'assistenza alla persona che necessita quotidianamente, perché se no tale persona non sarebbe stata identificata persona diversamente abile. Certo, qui si parla di persone che hanno la necessità di essere assistiti minuto per minuto e momento per momento per tutte quelle attività che vengono sicuramente a mancare. In un caso emergenziale noi su questo si può anche un pochino tralasciare perché c'è l'emergenza, vogliamo tutelarli, ma pensate un po' che quelle persone negli atti quotidiani dovranno svolgere le attività essenziali della propria vita, che è proprio lavarsi, nutrirsi ed essere assistiti nella quotidianità. Su questo la persona con disabilità non ha potuto scegliere da chi farsi assistere, perché le persone disabili gravi, però voglio sottolineare, non hanno avuto la stessa possibilità delle persone disabili gravissime che la Sicilia ha garantito un assegno di cura pari a 1.200 euro, mentre per i disabili gravi questa opportunità non c'è stata. Perciò oggi quelle famiglie e quelle persone con disabilità stanno un po' piangendo di una scelta regionale che oggi la ritengo che vada riosservata, proprio perché si debba comprendere il valore assoluto sia del ruolo della famiglia, ma sia soprattutto del ruolo del diritto a poter vivere a casa propria. Un altro momento di riflessione che vorrei condividere con tutti è il fatto che se la Sicilia oggi, per fortuna, piange meno morti e meno anche casi di contagi, è stato per fortuna perché molte persone con disabilità, molte persone non autosufficienti hanno avuto la fortuna di avere dei familiari e la possibilità di vivere a casa propria. Quando un sistema, mi vorrei riallacciare al sistema scuola, quando un sistema, adesso ritornando al discorso sociale, funziona, non va abbandonato, il sistema va garantito e soprattutto rafforzato. Il sistema domiciliarità, il sistema famiglia funziona e questo va sicuramente rafforzato con degli strumenti che sicuramente dovranno essere di supporto economico, ma soprattutto di garantire quella permanenza presso il proprio domicilio non alla volontà, alla bontà fortuita, ma ad una programmazione sia regionale che governativa che garantisca questa opportunità, perché la persona disabile per vivere a casa propria ha bisogno dei supporti necessari. Oggi è il fatto che più deve argomentare
il nostro mondo della disabilità, perché è stato quello che ha assicurato la vita dei nostri cari. E lottare per la loro vita, noi famiglie, è la nostra priorità in questo momento. Certo, poi si dovrà anche riprogrammare il sistema riabilitativo sanitario nei loro confronti, però si deve proprio rivalutare tutto, riprogrammare quello che è l'intervento nei confronti della disabilità. Ne parlavamo proprio in questi giorni anche con uno degli esponenti del mondo della fisioterapia, della riabilitazione, nel senso che oltre alla disabilità che può essere psichica c'è la disabilità fisica che ha bisogno dell'intervento giornaliero, altrimenti degenera e va ad aggravarsi. Se qualcosa lo può fare la famiglia, magari fornendole anche di strumenti, di macchinari necessari, in altre cose è obbligatoria la presenza, diciamo, del tecnico, del medico, del fisiatra, del fisioterapista e che in questo momento certe volte viene anche a mancare. Sì, è venuta sicuramente a mancare, però è venuta anche a mancare la possibilità di poter continuare o ad avere avuto un rapporto estremo di collaborazione e di estrema fiducia. Una cosa che va sottolineata è che a queste persone non può essere imposto un trattamento obbligatorio da una persona obbligatoriamente. La libertà che noi avevamo chiesto già da tempo oggi avrebbe permesso una continuazione di fiducia, ma una continuazione di fiducia e di rapporto nel tempo funzionale e sicuramente che oggi potrebbe garantire maggiormente la loro sicurezza per quanto riguarda di salute, perché far entrare qualcuno oggi a casa propria vi assicuro che stimola in noi tantissima paura e che comunque deve essere accuratamente osservate tantissimi fattori. Non è solo il fattore sì degli strumenti di protezione e quant'altro, dobbiamo comprendere che la disabilità nella sua vastità bisogna affrontare tante situazioni che sono sia intellettive, di comportamento che motorie, pertanto l'intervento deve essere modificato sicuramente, ma osservando fondamentalmente quello che è la volontà, la situazione e soprattutto la sicurezza, perché è quella che in questo momento va osservata. Va modificato l'intervento, ma va sinceramente immediatamente riprogrammato. Non possiamo solo puntare gli effetti, ma riprogrammare l'intervento, se no non possiamo andare avanti in questo momento. Grazie Angela. Vediamo se Unicurs con il nostro inserto pubblicitario adesso è pronto. Eccoci qua, quasi 50 minuti di discussione, spero che stia suscitando il vostro interesse. Come potete sentire e vedere, stiamo trattando veramente argomenti di estrema attualità e credo anche di interesse non solo delle persone interessate nei vari settori, ma che sicuramente coinvolgono la vita sociale un po' di tutti noi. Ancora un po' di spazio per quanto riguarda i temi della resistenza e del 25 aprile. Pasquale, io so insomma che tu hai avuto anche delle azioni nelle scuole, degli incontri con giovani come te, che sicuramente non hanno vissuto la resistenza, l'hanno studiata nei libri, magari si sono fatti più o meno un'idea diversa, ma il coinvolgimento tra i giovani c'è o ancora la politicizzazione, tra virgolette, è riservata solo a una piccola elite? Peppe, io penso che bisogna necessariamente spingere nelle scuole. Io quando vivevo a Favara facevo ogni anno degli incontri con le scuole che mi sono risultati assolutamente positivi. Addirittura la scuola Perghiero di Favara ha adottato questo libro che
che ho scritto. Però io insisto su questo fatto. La scuola, e magari il segretario della CGIL me ne può dare atto, deve anche molto puntare sulla valorizzazione della storia locale, perché la didattica con la maiuscola, quella dei grandi eventi nazionali, deve essere sempre comunque comparata con l'attività storica locale, perché il discende si deve sentire parte di una comunità. Mi spiego meglio: io quando andavo a scuola e studiavo la Resistenza, io avevo come l'impressione che nel mio paese non c'era nessun collegamento con questa porzione Una della cosa che storia non ci maiuscola. interessava, insomma, ecco, vista distante, Nord Quindi, Italia, lì. invece, facendo ricerca storica, mi sono accorto che da Favara, per fare un esempio, è passato tutto, dallo sbarco degli americani, ai partigiani, ai confinati politici, alle persone appunto rinchiuse nei campi di concentramento, ma ancora prima i fasci siciliani, insomma, tutta un filone di storia locale che andrebbe sicuramente riscoperto anche grazie all'ausilio di tanti scrittori locali che come me e meglio di me hanno saputo raccontare le vicissitudini dei nostri avi. Per quanto riguarda, e ci avviamo anche alla chiusura, Pasquale, del tuo intervento, il messaggio che vuoi magari lanciare per questo 25 aprile così in sordina, credo che nemmeno ufficialmente ci sarà una manifestazione pubblica, ecco, magari qualcosa così di privato o comunque fatto in estrema sintesi con la presenza di 1 o 2 persone, può darci ancora insomma un po' di spinta, anche se non ci sarà nessuno in piazza, ecco. Allora, Peppe, l'ANPI nazionale, di concerto anche con la segreteria nazionale dell'Arci, hanno lanciato una campagna secondo me molto importante, che è quella di cantare Bella Ciao tutti alle 13, alle 15 del pomeriggio. Questo potrebbe essere un piccolo gesto, però che serve a solidarizzare con un giorno che non è soltanto Ecco, tipo il rosso. flash mob che si è fatto all'inizio Sì. del Covid, no? Ecco, sì. Sì. No, che serve non solo per sentirci un po' più uniti stando distanti, ma è anche un modo per tributare una data simbolica per la nostra nazione, che appunto rappresenta uno spartiacque importante, perché, ripeto, l'antifascismo l'ha preparata e la Repubblica da essa è nata. Peppe, un'altra battuta, se posso. In questo studio ho sentito parlare, ma un po' anche in generale, di un termine che non mi piace, è quello del distanziamento sociale, un termine andato in auge. Ce lo impone la... Però Peppe, io per deformazione professionale, anche se faccio l'assistente amministrativo, però sono un pedagogista, io parlerei di distanziamento fisico, perché il distanziamento sociale è qualcosa di pericoloso anche nella terminologia, perché noi, per esempio, in questo studio oggi stiamo solidarizzando, stiamo anche un po' polemizzando quando è necessario, ma non è una distanza sociale, è una distanza fisica, e sui termini io metterei pure puntini sulle i per sentirci forse ancora più vicini. Va bene, allora io accetto distanza fisica e non distanza sociale. Gaetano Bonvissuto, come ci aspetteremo la scuola da qui in avanti? Già credo che ormai insomma non si rientrerà più, sicuramente gli esami saranno fatti in maniera diversa, c'è il volere che quest'anno finisca così e poi a settembre vedremo. Come la CGIL vede questo ritorno di settembre? Un po' siamo abbastanza preoccupati per come andranno, anche perché non c'è interlocuzione con l'amministrazione pubblica e con la politica, poca interlocuzione. Questo potrebbe essere, come dicevo prima, un momento di occasione per mettere in salvo e in sicurezza la scuola, a iniziare dagli edifici scolastici, perché se noi ci apprestiamo a riprendere un nuovo anno scolastico in queste condizioni, la Sicilia non può aprire le proprie scuole. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza gli edifici scolastici, abbiamo bisogno di meno alunni per classi, assolutamente sì, abbiamo bisogno di mettere gli insegnanti veramente
nelle condizioni di poter operare nelle emergenze e di poter assistere tutti i ragazzi che abbandonano la scuola, perché non c'è solo il disabile che abbiamo abbandonato. Noi avevamo il più alto tasso di abbandono scolastico d'Italia in provincia di Agrigento. E tutto questo oggi purtroppo è ricaduto sulle loro spalle e le spalle delle proprie famiglie. Abbiamo bisogno di riprendere fiato, ma nel frattempo non possiamo stare immobili. Bisogna mettere tutto al loro posto, ogni pedina al proprio posto, per dare il futuro ai nostri ragazzi, non lo diciamo noi. E per quanto riguarda l'ANBI, mi permetto una battuta sull'ANBI. Noi come CGIL facciamo parte integrante dell'ANBI, tant'è che l'ANBI partecipa ai nostri direttivi provinciali. È sempre stata così per noi. Noi crediamo in questa festa e dovrebbe essere una cosa che nelle scuole abbiamo portato come Federazione Lavoratori della Conoscenza. Abbiamo divulgato il messaggio assieme all'ANBI. È importante questa festa anche per sentirci uniti. Abbiamo bisogno di stare uniti in questo momento, perché siamo un po' veramente allo sbando. Tutto quello che pubblicano, tutti i decreti, hanno creato un mare di confusione. Vero è che c'era un'emergenza, ma un po' più di razionalità non l'avevamo mai avuto, almeno in un recente passato. Penso da generazioni, forse da tempo della peste, che non si vivevano questi momenti così brutti e bui. Però poi, oggi che abbiamo quell'esperienza, dovremmo cercare di prenderne coscienza e portare il paese fuori da questa crisi, da una crisi umana più che economica. Bene, per quanto riguarda la fine del Covid, non vuol dire la fine dell'emergenza. Banco Alimentare continuerà sempre nella propria azione. Quali sono i passi da qui in avanti, Pietro Maugeri? Ma i passi sono sicuramente quelli di una concertazione, del mettersi insieme, per cui io in questa fase non metterei, come diceva prima, i puntini sulle i, ma invece ci metterei in questa fase tutti insieme, ognuno con le proprie competenze, ognuno con le proprie peculiarità, pubblico e privato, profit e no profit, tutti insieme, perché in Sicilia c'è l'Alleanza contro la povertà, fatti da tante sigle anche sindacali, del terzo settore, eccetera. In questa fase di emergenza assoluta bisogna mettersi insieme, ognuno con le proprie peculiarità. Bisogna capire che questa non è una sfida di 100 metri, perché la crisi sociale e alimentare non si risolverà nella prossima settimana né nelle prossime 2 settimane. Il problema purtroppo sarà drammatico nei prossimi mesi, perché la situazione che c'è oggi sicuramente tra qualche mese non sarà la stessa, sarà peggiore purtroppo. Allora bisogna mettersi insieme tutti e non bisogna escludere nessuno, quindi tutti quelli che operano nel sociale, dal pubblico al privato, dal profit al non profit, affinché tutte le persone dotate di buona volontà possano, solo al fine di garantire il bene comune, possono dare un contributo importante e servire la povera gente, perché credetemi, per me che giro continuamente negli enti caritativi di Catania, di provincia e di altri posti, la situazione è veramente complicata, veramente complicata. Bene, prima allora dei saluti e dei ringraziamenti, il primo saluto va ancora ad Unicurs, il nostro partner, e poi i saluti per i nostri ospiti. Vai ancora con l'inserto. Bene, se puoi darmi un quadro d'insieme del nostro studio virtuale, così passiamo ai saluti di questa puntata di Target. Eccoci qua, siamo tutti insieme e poi magari do un'indicazione, insomma, un primo piano per i saluti finali. Grazie della presenza e della partecipazione a Pasquale Cucchiara, storico, componente dell'Arci e di Ampi. Pasquale. Volevo augurarvi a tutti un buon 25 aprile e ribadire che senza memoria non c'è futuro. Grazie anche a Gaetano Bonvissuto, segretario generale della FLC CGIL, e con lui a tutta la scuola. Un grazie e un augurio a tutti anche per il 25 aprile, ma un grazie a tutto il personale della scuola per quello che sta facendo.
Grazie ad Angela Zicari e con lei all'Associazione Amici Onlus e a tutte le famiglie con disabilità. Grazie a voi per l'attenzione dedicata e un saluto mio caro a tutte le famiglie che in questo momento sono veramente sovraccaricate di un evento così importante come quello di assistere i propri cari. Un abbraccio virtuale in questo momento. E grazie ancora. Ecco, sì, grazie ancora a Pietro Maugeri e con lui a tutto il banco alimentare della Sicilia Onlus. Sì, grazie davvero per l'opportunità e ringrazio a nome mio personale il Banco Alimentare, tutti i volontari, ma soprattutto il meraviglioso mondo del terzo settore che in questa situazione di emergenza non ha chiuso, anzi ha allargato le porte, ha aperto i magazzini, ha aperto i cuori proprio per servire la povera gente. Grazie a tutti voi cari gentili ospiti e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche in questa nuova situazione dello studio virtuale di Target continua sempre a seguirci. Buona serata a tutti.